Amici di QDP News, bentrovati nella nostra redazione qui in piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo, in compagnia di un ospite eccezionale oggi per noi, il direttore generale dell'ULS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Grazie intanto per essere con noi e ben trovato nella nostra redazione. Con il direttore Benazzi volevamo intavolare una conversazione semplice ma al tempo stesso speriamo interessante legata ad alcuni temi appunto che riguardano l'ULS 2 dell'Alta Marca Trevigiana, ma non solo della marca in generale, e a partire proprio dall'unificazione che nel 2017 è stata avviata unendo le diverse ULS che facevano parte di un mosaico della sanità locale. Qual è lo stato dell'arte ad oggi dopo 2 anni dall'unificazione e quali sono eventualmente gli aspetti di criticità o gli aspetti positivi? Sì, grazie, buongiorno a tutti. L'unificazione credo abbia aiutato sostanzialmente a portare un valore aggiunto all'insieme, quindi all'US 2, marca trevigiana, perché sta portando avanti, si stanno portando avanti le buone pratiche delle tre ULS. In particolare abbiamo ovviamente, come in tutte le cose, livelli diversi legati appunto alle peculiarità che ogni ex ULS ha, e quindi abbiamo cercato di prendere le cose migliori di ognuna e di farle diventare poi sistema per le altre. Poi in questo periodo di estrema difficoltà, dove non troviamo i professionisti, perché facciamo fatica, perché l'università ha fatto una cattiva programmazione e quindi di conseguenza abbiamo difficoltà a reperire professionisti, specialisti, il fatto di aver unificato e fatto sistema ci aiuta anche a spostare ovviamente professionisti dove mancano e fare in modo che si creino dei poli di eccellenza nelle vecchie ex ULS che avevano già un know-how in tal senso. Faccio un esempio: il fatto di creare un polo di eccellenza nella ex ULS 7 a Vittorio Veneto con l'ORL ci aiuta e ci ha aiutato a fare in modo che quel polo diventi un polo a livello nazionale, dove insieme mettiamo altre chirurgie che riguardano il settore testa-collo per diventare effettivamente un riferimento unico non solo per la Regione Veneto, ma per tutto il sistema Italia. Ecco, citava prima qualche criticità che nel corso dell'anno magari è stata evidenziata dal punto di vista della carenza del personale. Lei aveva citato l'aspetto dell'attrattività che il ULS 2 doveva un po', come dire, mettere in gioco per andare in qualche modo a risolvere questa criticità. Com'è la situazione ad ora e oltre l'attrattività, quali potrebbero essere delle soluzioni adeguate? L'attrattività è importante perché vede, se cito sempre Vittorio Veneto e l'ORL, non abbiamo mai avuto problemi a trovare degli ORL, degli Ottorino. Perché? Perché effettivamente questa specialità a Vittorio Veneto è conosciuta e rinomata in Italia. Lo stesso vale anche per altre specialità che abbiamo nell'US 2, quindi io credo che il modo più saggio per anche attrarre professionisti e fare in modo che si crei una scuola sia proprio quello di avere dei direttori, dei primari che sono riconosciuti e fanno crescere ovviamente i ragazzi giovani. Questo ci aiuta sicuramente ad essere attrattivi. L'altra cosa importante, e mi auguro che avvenga nel più breve tempo possibile, è chiaramente l'autonomia. L'autonomia ci dà la possibilità di poter differenziare dal punto di vista stipendiale in modo tale da avvicinarsi a quello che hanno le regioni autonome o le province autonome tipo Trento o Bolzano, oppure addirittura gli stranieri tipo l'Austria, l'Inghilterra, dove effettivamente i medici sono più pagati perché ci sono contrattualità diverse. Il fatto di poter avere una contrattualità regionale, questo aiuterebbe molto. Gli aspetti della sanità locale sicuramente possono essere sviluppati e progrediti attraverso
i finanziamenti, attraverso gli investimenti che possono arrivare dalle diverse tipologie e dai diversi enti. Stiamo parlando di questa sigla, il CIPE, che per l'ospedale di Conegliano ha versato, insomma, ha stabilito una somma abbastanza importante, oltre 60 milioni di euro, che si sommano a degli altri investimenti che in un periodo breve, a breve termine, dovrebbero proprio andare a rivoluzionare l'ospedale di Conegliano. Anche questo è un segno del lavoro dell'ULSS 2. Certo, ecco, a me piace dire che Luca Zai, il presidente Zai, ha avuto una grande intuizione che è stata quella di creare l'azienda zero. Ecco, la sanità veneta ha la fortuna di avere l'azienda zero che facendo sistema, quindi gare eccetera, riesce a avere grossi risparmi. Questo ci aiuta chiaramente per fare maggiori investimenti e dà la possibilità alle ULSS di utilizzare i soldi che ha risparmiato, tipo l'ex UL7, senza metterli nel sistema, quindi restano all'UL7 e possono essere reinvestiti nell'UL7. Io ringrazio l'impegno della giunta Zaia per aver portato a casa 67 milioni di euro per quanto riguarda il CIPE, cioè che ovviamente è riuscita a spingere in modo tale da portare a casa questi soldi, ed era da anni che non portavamo a casa tanti soldi, cioè un patrimonio così consistente, e contemporaneamente, grazie al fatto dei risparmi dell'azienda zero, noi i nostri 22 milioni di euro del risparmio dell'UL7 li reinvestiamo per l'ospedale di Conegliano. Quindi avremo un ospedale che credo sarà il più performante sicuramente della regione Veneto, perché è quello di ultima generazione. Ecco, se può darci qualche indicazione, come diventerà questo ospedale di Conegliano? Beh, sarà un ospedale ad alta tecnologia. Oggi il blocco principale che è fatto dalle sale operatorie e delle specialistiche rimarrà com'è, perché è già molto avanzato. Su tutto il resto avremo ovviamente un ospedale fatto da posti letto, stanze da 2 persone, quindi altamente monitorate. Quindi vuol dire che tutti i pazienti che entreranno avranno un monitoraggio costante e continuo, proprio all'avanguardia, come si vede anche negli ospedali americani, dove il paziente ha un letto da solo o solo in 2, e hanno poi una serie di monitor che vanno a leggere tutti i parametri. Poi ovviamente ci saranno delle sale ad alta tecnologia e riusciremo a fare in modo che Conegliano, come è previsto dalle schede, diventi anche un polo di eccellenza per quanto riguarda la chirurgia vascolare e poi la chirurgia d'avanguardia, sia robotica che in 4D. Quindi un ospedale veramente all'avanguardia. Questo investimento davvero importante per Conegliano potrà in qualche modo andare a discapito di Vittorio Veneto, o in quel polo invece sono previste delle altre progettualità? Il polo di Vittorio Veneto ha per la sua peculiarità, ed è importante, il fatto che è vicino al Friuli. Allora noi abbiamo 2 obiettivi. Il primo è evitare che i nostri cittadini vadano in Friuli, che per noi comunque si chiama fuga, vuol dire che la gente va a farsi curare dall'altra parte. E 2, perché è un ospedale che riuscirà veramente ad attrarre tutta una serie di situazioni e anche di cittadini. Perché? Perché continuo a ribadire, abbiamo l'ORL, stiamo sistemando ogni anno un piano, quindi rendiamo ogni piano confortevole, in modo da fare stanze da 2 persone con bagno dentro. Abbiamo fatto l'ostetricia e ginecologia, quest'anno faremo l'ottorino, e poi perché stiamo investendo 5 milioni e mezzo di euro per fare ovviamente tutta l'antisismica, perché essendo una zona a rischio chiaramente stiamo facendo questi lavori. In più stiamo potenziando ovviamente anche tutto l'aspetto delle sale operatorie e anche della gestione di tutto il percorso delle sale operatorie, per cui credo che anche Vittorio Veneto sarà un polo con funzioni diverse rispetto a Conegliano, che potrà dare una risposta ai cittadini. L'ultima cosa che stiamo facendo è concentrare tutta la day surgery, cioè la chirurgia di giorno, e la WI surgery di tutta l'ULSS numero 2, quindi un polo importante ed attrattivo per questo. Insieme agli ospedali di Conegliano, di Vittorio Veneto, il territorio, nel nostro caso, nel caso di QDPnews.it, il territorio dell'Alta Marca trevigiana presenta altre 2 realtà molto importanti per la sanità locali, che sono state ospedali in passato e che oggi sono state riconvertite tra cittadelle sanitari e appunto sistemi poliambulatoriali. Stiamo parlando di Valdobbiadene e di Pieve di Soligo. Come si pone l'ULSS 2 su queste 2 realtà?
E noi per quanto riguarda Valdobbiadene, in accordo con la Regione Veneto, col dottor Mantoan e il dottor Prandin, che è diciamo, il direttore di San Gregorio, stiamo rivedendo il protocollo d'intesa che datava qualche anno, per fare in modo di dare in gestione a San Gregorio una serie di attività oltre l'URT, attività sostanzialmente sanitarie che interessano quindi i cittadini di quell'ambito. Contemporaneamente quindi stiamo anche investendo in modo tale che quel polo ambulatoriale possa aumentare la potenzialità, quindi dare maggiori risposte ai cittadini per altre patologie, quindi per altre specialità tipo la dermatologia, la cardiologia, la ginecologia, l'ecografia, eccetera, in modo tale da creare un polo importante anche su Valdobbiadene. Per quanto riguarda Pieve di Soligo, stiamo investendo sull'ex, chiamiamolo così, distretto e sede amministrativa dell'ULSS, dove abbiamo messo una medicina di gruppo di 14 medici, all'interno abbiamo messo la guardia medica, e faremo un lavoro sui piani alti, quindi sul secondo piano stiamo sistemando gli ascensori, mettendo ascensori nuovi, dove andremo a portare anche ovviamente la palestra FKT, cioè per fare la fisioterapia, e poi qualche altro servizio, in modo tale da creare anche là un polo importante per i cittadini di Pieve. Ecco, a chiusura della nostra conversazione, una parola su un'iniziativa che ha lanciato appunto in qualità di direttore generale questo sito Dillo al direttore, dove tutti i cittadini, tutti i pazienti, insomma, e coloro che hanno a che fare con l'ULSS e con le realtà ospedaliere e sanitarie del territorio possono confrontarsi con lei e inviare una segnalazione. Com'è nata questa iniziativa e la rifarebbe, la rilancerebbe? Questa iniziativa è nata per quando l'ULSS è molto grande, 900.000 abitanti con 6 ospedali, più Motta di Livenza, che è il 7° ospedale che comunque gravita all'interno dell'ULSS, era difficile poter essere presente ed ascoltare le persone. Quindi è stato un modo per creare un canale importante e capire quali sono le carenze o le criticità. Questo aiuta perché ci aiuta a migliorare. E quindi lo rifarei indubbiamente. Chiedo ai cittadini di avere un attimo di pazienza e come dire, in questi momenti di difficoltà dove mancano i medici, dove ci sono le criticità legate al personale, di avere un po' di pazienza e capire anche che i nostri operatori sono sotto pressione. Io mi auguro, e l'autonomia è una cosa importante, che tempi migliori ci danno la possibilità veramente di poter reclutare i medici, quelli che ci mancano. Solo nella nostra ULSS sono 136, in modo tale da poter quindi lavorare con meno pressioni i nostri operatori e anche poter dare immediatamente una risposta ai cittadini in termini di liste d'attesa e in termini di bisogni. E allora noi ringraziamo davvero il direttore Francesco Benazzi per essere stato in nostra compagnia nella redazione di qdpnews.it, e l'invito è quello a continuare a seguire il nostro giornale. Grazie a tutti.